In occasione dell'assemblea annuale di ANCE Padova sono subentrate le nuove cariche associative con l'elezione del nuovo presidente Mauro Cazzaro della Cazzaro Costruzioni di Trebaseleghe. Il neoeletto è il successore di Luigi Ometto, che traccia un bilancio del suo mandato, 4 anni intensi e impegnativi con alcuni dati significativi per un settore che a stento emana segnali positivi. Il mio percorso, devo dire inizialmente che mi fa un po' paura. In che senso? Tutto sommato il nostro settore ha vissuto di un momento molto difficile e le aspettative degli associati sono alte perché abbiamo bisogno di dare loro un supporto sotto moltissimi aspetti. Ritengo che però la discesa sia finita e che ci siano di prospettive decisamente per rimuoverci, ci sono stimoli decisamente interessanti. Uno degli aspetti che vorrei utilizzare per sollecitare i colleghi è proprio quello di creare dei motivi di scambio, di formazione, di incontro per sviluppare queste tematiche, ovviamente dall'energia che ormai è data per scontata, ma dell'economia circolare, di quelli che sono tutti quegli aspetti che tutto sommato il mercato adesso pretende e richiede. Il mercato delle costruzioni è ancora stagnante e non vi sono segnali concreti di un'effettiva ripresa. Se le previsioni del PIL nel terzo trimestre 2017 segnano un più 1,8% rispetto allo stesso periodo del 2016, l'andamento congiunturale dell'edilizia continua ad essere altalenante. Questi 4 anni che sono stati per certi versi tragici, il ricordo va agli imprenditori che hanno compiuto gesti molto gravi purtroppo e che mi ha segnato molto, cioè quegli imprenditori che si sono suicidati. Per il resto io sono stato un po' un lottatore con il contributo di tutto il Consiglio per cercare di stare a galla con questa nostra attività che è un patrimonio economico, un patrimonio per i nostri lavoratori, per le famiglie dei lavoratori, non solo per gli imprenditori che in maniera strenua lottano per sopravvivere. Per quanto riguarda il tema di Amecaro e quello della rigenerazione urbana e della salvaguardia del territorio, il futuro non è cemento, è cementificazione, il futuro è il recupero urbano, il recupero intelligente e ben programmato. Dobbiamo avere un interlocutore capace di recepire e darci la possibilità di innovarci con delle agevolazioni fiscali per quanto riguarda la ristrutturazione e il recupero edilizio. Va dato atto al governo di aver creduto negli incentivi sostenuti dall'ANCE e nell'ammodernamento del patrimonio edilizio, una politica che deve puntare e premiare la domanda, che indirizza verso prodotti immobiliari sempre più innovativi ed energicamente avanzati per contribuire alla rigenerazione delle città. Dobbiamo avere la forza di cambiare alcune cose. Sicuramente abbiamo la forza di semplificare la vita e il mondo delle imprese. Troppa burocrazia sta impoverendo la volontà di crescere e di uscire da questa crisi. Siamo in un settore gravato da troppa burocrazia, altri sistemi industriali chiaramente non hanno i nostri problemi, quella dimostrazione che loro stanno cavalcando la ripresa, il mondo delle costruzioni ancora no. E poi subito dopo investendo sulle nuove possibilità di sviluppo che ci sono, sulla rigenerazione urbana, intervenendo sul tessuto consolidato esistente, avendo la forza di riprendere in mano questo codice appalti che sta bloccando lo sviluppo e gli investimenti pubblici che sono stati anche molto importanti per l'anno 2007 ma stentano ad arrivare ai territori perché la burocrazia li sta frenando e i cantieri non aprono.